Un malore forse, o un piede in fallo sul terreno umido dell'argine del canale. Milena Dianese, 86 anni, è scivolata sul fango nelle acque gelide dell'affluente del Piave, morendo annegata a pochi metri da casa in via Caposile a Musile. Il suo cadavere galleggiava a poca distanza dal luogo dell'incidente, poco prima delle 9 di mattina, quando è stato notato da un passante che ha immediatamente avvisato il 118. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti, all'unisono coi carabinieri dell'Arma, ma ormai era chiaro che per la signora non c'era più alcuna possibilità di salvezza. Il corpo è stato recuperato e riportato a riva dai sommozzatori dei vigili del fuoco, poi all'obitorio di San Donar riconoscimento da parte del figlio. La magistratura ha disposto una serie di esami sulla salma che non presentino in ogni caso alcun segno di violenza. L'ipotesi è quella di una perdita di equilibrio, forse in seguito a un improvviso malore che sarà comunque molto difficile da accertare. La passeggiata mattutina sull'argine era un'abitudine quotidiana per l'anziana signora, come raccontano conoscenti e vicini di casa che erano abituati a vederla camminare lungo quel percorso sul retro della villetta dove abitava con ai piedi degli zoccoli da giardinaggio.